Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, eccoci qua con l'albero di Natale, non è il video di Natale che uscirà l'8, o il 9, ma andiamo con un video sulle console retro e oggi parliamo di PlayStation, tanto salutiamo l'Orsacchiotto, i primi regalini di Natale e il Grinch, e andiamo con i giochi PlayStation e oggi ve le porterò un po' di giochi trash barra iconici della PlayStation 1. Cominciamo con Xena, la principessa guerriera, il grande fratello, i Puffi, Parappa the Rapper, che storia, Celebrity Deathmatch e Felony, basta. Quindi qua abbiamo la Play, qua abbiamo la scatola e siamo pronti per la trashata cumendiana con giochi di gusto curioso. Diciamo che i migliori per me in questo lotto sono Parappa the Rapper e Felony. E niente, partiamo all'avventura, ce li spariamo tutti, velocemente, ma ce li spariamo. Viva il retro gaming, viva le cose curiose, viva il Natale. Ragazzi, si parte con Parappa the Rapper. Gioco, l'ho giocato spesso c'era una demo appunto con Parappa the Rapper e me lo sono giocato così. Gioco alquanto bizzarro, ma interessante. Ok ragazzi, dovremmo esserci. Scusate, piccolo problema. Eccolo qua, fiori. Parappa the Rapper. Guarda che bello. Ma questo era un gioco demenziale secondo me. Aspetta che guardo un po', si è chiaro, si vede tutto bene. Eccoci qua. Mi ricordo, sì, eccolo qua. No, questo c'era il primo livello mentre nella demo. Guardatelo. Lesson number 1. Ma zio che... Non sto capendo. Lesson number 2. L. Non sto capendo. Sto migliorando, boh. Non lo so. La. Ancora. E che palle. Ok. No. Merda. Segui le mie parole. Ragazzi, Parappa the Rapper. Sto facendo cagare. Godo. Ma perché? Ma perché? Boh. Dov'è che sbaglio? Non mi ricordo una pipa, non mi ricordo. Proviamo un'altra volta ragazzi. Parappa the Rapper, gioco storico, Play 1. Adesso vado male. Oh madonna.
Madonna, ma sono veramente così arrugginito? Dai! Lesson number 1. Ok. Ok. Bella. Good, good. E ci siamo. No! Cosa ho fatto? Bella! Sto migliorando e sono un rapper da figo. Perché prima lo fa lui, poi lo faccio io, giusto? Godo! Mamma mia! Libidine allo stato puro. Taccento! Taccento! No, beh, perché? Io sono Parappa the Rapper. Mamma mia. Lesson number 4. Godo. Tocchi block. No, ho sbagliato. Godo. 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 No bad. Ma perché? Cosa fa? Ce l'ho fatta? What? E niente ragazzi, questo è Parappa the Rapper, gioco storico PlayStation 1. A mio avviso più un gioco trash, però comunque, ripeto, la demo ce la siamo giocata tutti secondo me in quegli anni, che era qualcosa di forse curioso, ma ci stava, dai, era un vaneggio mirato, nel senso un vaneggio che ci poteva stare per l'epoca. Adesso raga, Grande Fratello ragazzi, qua andiamo su trash allo stato puro. Grande Fratello. Con i personaggi delle prime 2 o 3 edizioni, non mi ricordo. Eccoci qua. Vai raga, ci siamo. È sempre Piraci, signori. Io scusate se sono un po' rompipalle su questa cosa, ma quando leggo Piraci io sono più tranquillo. Ah, mamma mia che raffreddore, fiori. Ah, non c'è qua Piraci, perfetto. Attendi, non sono tranquillo allora. Qua proprio andiamo su vette incredibili, ma lo volevo troppo sto gioco, mi ricordo quando l'ho preso, ho trovato una bella cifra perché è un gioco anche che insomma, come si dice, non è un gioco che trovi facilmente a prezzi stra-abbordabili. Endemol Italia. Nuova partita. Allora, noi ci mettiamo, vabbè, noi siamo Pasquale, giocatore, mettiamo Luca Argentello, lo mettiamo, questo, la ricchia, no fiori, torniamo indietro, non so quanto, beh, Eleonora Daniele C, Ferro, Floriana, ma lui non era Tusangolo, Roberta Beta, scusa un attimo, Andrea, Marina Rosa, ok, Cristina Plevani, allora ok, Maria Antonia, eccolo qua lo Tusangolo, e non metto mia moglie Vittoria,
Rocco Casalino, mamma mia. Sì, ma io voglio essere, però no, questo Cepu. Boh, se noi siamo... Scusa un attimo, ma no. Ok, noi siamo Pasquale. Ok. Gioca. Ragazzi, io chiedo scusa per gli appassionati di videogiochi, ma devo farla, l'avevo promessa sto video sui giochi Trash Play 1, non potevo non portarlo. Qua andiamo proprio su vette incredibili. Settimana 1, giovedì. Allora qua praticamente è un gioco dove devi fare delle azioni, delle cose. Vedi, c'è Fedro. Lei va in confessionale. Ecco, lui parla bene, penso, di Luca. Roberta che fa uno scherzo a Ferro. Era proprio così, ragazzi. Ci mettiamo 30 anni. Ok, l'Ottusangolo va, non so, a cucinare. Ok, tocca a me. Ok, allora io andrei subito a cuccare. Però Marina mi stava in culo, andiamo da Eleonora. Ok. Fai un complimento. È contenta, bene. Ok, oh, no, Luca mi vuole bene. Luca mi ama, ragazzi. Luca mi ama. E ovviamente mi incazzo io. Oggi cucina Cristina. Il pranzo è ottimo. Qua proprio andiamo su cose di una trasciata fuori dal normale. Allora, adesso vediamo. Andiamo da Sergio. Pacca sulla spalla, cerchiamo di essere amici con tutti, dobbiamo essere amichevoli. Dobbiamo ruffianarci tutti, raga. Niente. Luca vuole il mio corpo, ragazzi. Luca lo pretende. Ma io non glielo... Il confessionale, buono, andiamo al confessionale. No. No, da Rocco. Come si fa? Racconta la storia della mia vita. Oh, ok, perfetto. La storia di merda. Congratulazioni, hai sbloccato un nuovo filmato. Va bene. Allora. No, aspetta un attimo però. Vai. Da Superman andiamo da Marina la Rosa. Sì, sono un porco io, ragazzi. No! Si incazza. Settimana 1 venerdì. Vorrei arrivare fino alla nomination, ma adesso è lunghetta. Adesso andiamo a fare la doccia che sennò puzziamo. Mi ricordo che c'era sta cosa. Doccia. Breve. Bene, così sono contenti. E questo, ragazzi, è il Grande Fratello. Oggi cucina Floriana commestibile. Floriana, anche Floriana per il mio corpo. Andiamo da Rocco. Prendiamolo in giro, ovviamente. Atti di bullismo a Rocco. Atti di bullismo a Rocco. Vediamo se riusciamo ad arrivare da 6 minuti, cazzo. Ok, andiamo a Nanna, non posso farli vedere, cioè, dopo se volete ve lo faccio vedere più nel dettaglio i giochi, però è chiaro che se voglio farli vedere tutti non posso fare una settimana, perfetto. Pasquale dorme. Regalo. Ah, hai capito?
E niente ragazzi, sì, questo è Grande Fratello, un gioco insomma che non ha fatto la storia per la sua bellezza, ma è comunque un gioco particolare, raro da trovare, che non poteva mancare nel carniere cubendiano. Ok, adesso andiamo non su Trash ma su un gioco storico per me, un gioco che ho amato tantissimo da piccolo, ho giocato con un amico in non so quante ore, Felony. È Trash perché è pazzo, però è bello, questo è proprio bello, dai. Tanta robina, tanta robina. E c'è Piraci. Felony. Praticamente qua l'obiettivo è distruggere tutto e cercare di arrivare al punto prestabilito, insomma un casino. Viva la Play 1, fioi, sempre e comunque. Viva Piraci. Ok. Climax. Elevate 79. Però vorrei giocare, ragazzi. Start. Downtown. Vai, andiamo subito così. In realtà in città questa è un po' pericolosa, però io direi di andare comunque. Vai. Eccolo qua ragazzi, questo è... secondo me in pochi lo conoscono. Vai. Adesso ci danno degli obiettivi. E chiaramente dobbiamo arrivare vivi, nel senso dobbiamo distruggere la macchina, dobbiamo fare soldi il più possibili. Ma guardate, la gente che scappa è una delle cose più belle in assoluto. Attenzione, ecco che devo andare sui punti rossi però adesso, se no rischiamo. Oh! Vai ragazzi, Felony. La vedesserne. No! Ma zio. Bisogna distruggere per fare i soldi, fare le missioni. Ok. Andiamo dritti intanto. Non 200 tanti secondi, non è che abbiamo tantissimi secondi, devo dedicarmi a distruggere le cose adesso. No, sei una minchia però. No. Vai indietro, porco. E questo è tutto così, mappe diverse, con auto diverse, sono bus, macchine piccole, macchine grandi, di tutto in base alla mappa, certo. Qua ci può anche stare questa è la prima mappa, quella diciamo tra virgolette più semplice, ce ne sono certe che sono bastardissime e se vai con un pullman è impossibile perché le strade strette. Ok. Questo è Felony, gioco cagato dal culo e pochi altri. Ok. Ne manca uno. Vedi che ho cappellato. Sono ho $175.000, godo. 8, ma guarda, se deve arrivarmi un sport caro, ok, grazie. Ho poco danno. Ok. Perfetto. Non mi fa vedere la mappa. Adesso non mi ricordo più un cazzo dove devo andare, andiamo sempre dritti e speriamo. Comunque questo parti, fai gli obiettivi, spacchi tutti, fai più soldi possibili, cerchi di non far danni troppi al tuo veicolo e poi scappi.
e vai verso il traguardo. Dopo un gioco per pazzi, cioè. Oh cazzo, siamo in villa. Vai, gate, il gate. Merda, c'è la pula. Ce la faremo? A 8 anni giocavo a questo gioco, per quello non ho preso la patente, secondo me, avevo capito che non era la mia strada. No! Police. Scappa. Dai, come 68 secondi. Non dovevo fare danni, se no non ce la facciamo. Ecco, appunto, zio Ken. Muovite. 220, ma qua deve essere qua, cazzo. Ok, qua c'è la galleria. È ancora lunga forse. Vai. 30 secondi. Non lo so Beppe. La vedo duretta, se non ho un checkpoint, ma non ci sono checkpoint, non mi ricordo. Pippa obesa. Per poco non ce la facciamo. Era qua, era. Vabbè. Possiamo andare avanti però. Ma dov'è il traguardo? Vedi, per poco. Va bene, raga. Questo è Felony Alert 79. Gioco pazzo di un cube curioso. Raga, qua cominciamo con i vaneggi veri. I Puffi. Un brand che ho amato tantissimo da piccolo, avevo addirittura le casette a fungo, tutto quanto, dei Puffi. I Puffi sanno. Madonna. Allora. Ecco, beh ragazzi. Qua storia anche, se non ero Virtual Rally, Infogrames tra gli altri. No, ciao ragazzi. Buongiorno. Ciao. I Puffi sanno che il comandino c'è e tromba accanto a me. Dai, però adesso vorrei anche giocare. Poi abbiamo due chicche pesanti, di cui l'ultima proprio, una delle cose più scandalose mai viste. Questo è un gioco per bambini comunque, E buffabero, la 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 la, e ci puffiamo su per giù, 2000 e poco più. Nuova partita. Ho già paura. Guardate la grafica, il ray tracing, ragazzi. Qua stiamo parlando di uno dei più grandi ray tracing della storia della videoludica del mondo. Con caricamenti con SSD da 4 tera. Puffa vero. La 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 la. Oh, puffa vero.
Poi vorrei giocare anche, grazie. Io capisco che è un gioco pesante con grafica a mi gira Crysis, però eccolo qua, ragazzi. Sono veramente tanti caricamenti, cazzo. E non fa vero. La foresta di Puffetta, ragazzi. Ci bombiamo Puffetta? Anche se il mio idolo è Bontina, perché la mia ragazza è Bontina uguale. Quindi. E Puffetta. Cazzo è? Quadrato. Boing. Ah, devo prendere la pappa, devo prendere. E puffa vero. E io sono un bambino che puffa vero. Cioè, ho dei problemi, lo so. Fammi quadrato, va. E puffa vero. Ah, ok, posso parare qua. Ma chi è? E puffa vero. Ah, ok. No, madonna, ragazzi. Va vero. Devo prendere queste stronzate qua. Cioè, guardate, ma cioè, capite? Cioè, Super Mario. Non c'entra un cazzo. Sonic, Donkey Kong. No, i puffi, signori. Va vero. What? Ah, ok. Ah, aspetta. Perché io buffo vero, io buffo per davvero. No. Aspetta un attimo, ragioniamo. E buffa vero. Ma dov'è Bersani Gargamella? E buffo vero. E buffo per davvero. Ah, basta, cioè, madonna. Cioè, ragazzi, parliamo veramente di livelli complicati. Questo è proprio un gioco per bambini dai 3 anni in giù. E buffo per davvero. Ragazzi, Fly Simulator non è niente Fly. Facciamo una gara. Facciamo una gara. Sì, vabbè, andiamo. Ah no, sono una... Guarda, cioè... Ok. No. E buffo per davvero. Io buffo per davvero. Io buffo per davvero. Sei riuscito a perdere? Ma no, va. Ma sono una pippa. Impressionante. Perfetto, ragazzi, questo è il gioco dei puffi. Eccolo qua. Lo consiglio. E adesso, ragazzi, andiamo su un gioco dove abbiamo due gnoccolone da paura, Xina e Olimpia, raga. Cioè, io veramente avevo delle, come si dice, dei pensieri erotici su Xina e Olimpia, che comunque, da quello che ho capito, c'è la puntata dove si capisce che loro stanno insieme e si fanno le sforbiciate. Evviva le sforbiciate. Universal. Che poi per certi versi Olimpia è anche più bella, secondo me. Xina, però, ragazzi. Tanta roba. Poi c'era anche un crossover con Hercules, però non so se c'è il gioco di Hercules così. Qua però, ragazzi, andiamo su livelli grafici che superiamo di gran lunga Crysis. Ecco. Oddio, non respiro più. E buffo vero. Io buffo per davvero. Cioè, ma chi vi porta a sti giochi, ragazzi? Solo il Kuma, only Kuma. Ah, questo è in francese. Allora, non penso sia difficile da capire. Un report obelouse, Sina Pasmo, Lectade, Fedrut, Direction du Petit Village. Un piccolo villaggio, questo l'avevo capito. Ma che Tomb Raider, ragazzi, Xina, la principessa guerriera, signore. Ciao! Vabbè, ma qua, ragazzi, qua.
Cioè, ma guardate la meravigliosità di questa donna. Ciao. Grafica d'altri tempi. Ma posso correre o no? Ah sì, ok. Guardala! E... la Princess Guerriera, the Princess. Ciao. Guardala! No. Ma anche rispetto a Spider-Man 2 è appena uscito, cioè la giocabilità è qualcosa di sbobile. Super cazzuta Xina. Oh. Ma dov'è Olimpia? Datemi Olimpia. Siras, que se passe-t-il? Che si spia? Zena, mon ami. Non si può sentire in francese, che lingua, madonna. Ils sont à la recherche de... Lingua atrocissima, ma per quello che ho pagato anche. No! Siras, Seras, le vous. quelqu'un va devoir payer pour ça. Senti, madonna, che paura, sai, ferma, che sballa, che lingua è. Ah, ha vinto? Basta. Livello difficile. Siras est mort et les pirates spillent le village. Les villages sont des empires face you good. Puffa vero. Preferisco il gioco dei puffi viso. Vai, facciamo un po' di questo, qua. Ma crepa. Ah, di qua devo andare. No. Puffa vero. Devo sollevare 4 persone, non capisco. Ma qua, no! Ma forse ho ucciso l'amico, va bene. Con il potere della patata. Mi sto uccidendo tu. Ok. Io ammazzo qualsiasi cosa. Dai che il piccolo. Io sono Xina, la patata guerriera, dai. E che mi spara frecce. No, qua direi di no. Cos'è sta roba? Madonna, sta visuale! Visuale indiscutibile. Qua c'è la freccia. Non so dove cazzo mi stia arrivando. E puffa vero. Allora. Quindi? Mi sono sfracellata in un pixel acquatico. Raga, questo è Xina. La patata guerriera. Principessa. E chiudiamo con una delle cose più aberranti della storia dell'umanità. Celebrity Deathmatch. Lo guardavo spesso su MTV. E andiamo. Ma scusa, ma questo costava 109.000 lire. Io dico che si è preso questo gioco a 109.000 lire è un drogato, cioè con tutto il rispetto. Perché a questa cifra, ragazzi, cioè, penso sia impossibile da comprare. Celebrity Deathmatch. Comunque, ripeto, solo il Come può portare queste prodezze, quindi... Ah, c'è anche l'italiano, perfetto. They both conquered Hollywood. Leo. Let's see how they fend against each other. Frank, l'uomo lupo, Carmen Electra, ovviamente Tommy Lee. Non so neanche Italia, andiamo a casa. Questo veramente entra di diritto nella storia. Let's go to race. Ok,
Dai, Carmen. Girl. Guardala. So going down. Guardala, ciao Tommy, ciao. You are so Questo è il wrestling, amici del Ground Wrestling. Guardalo. Magnificus. Aia. Cazzo le ho prese qua, eh? Poi. Mamma mia, che gioco, raga. No! Is it getting Posso prendere? you or is it just me? Spara! Che cazzo si spara? Dude, make like a tree and leave. Vai! Get the body game. Qua ragazzi, altro che Sina. Grande Carmen. Non si picchiano le donne, stronzo. Porca puttana, oh. Ma... Gioco discutibile. Malachi Crunch. Aren't you gonna Guardala, si pavoneggia. Aia. Questo lo sento. Fans, do not try that at home. Go to a neighbor's house. Dai però, testata. Tommy. Sei finito. Quelle sono le finisher. Aia. Dai però. Fermati, grazie. This is like watching grass grow. No doubt about it, these two Coopers Sì, bellissimo. Si stanno studiando. Merda. Aia, sono in difficoltà. Oh, gonna fight back? Cioè, qui vedete giocabilità comunque. E puoi fermarti, grazie. E dagli una testata. Grande mossa qua, grande mossa. Sì. Altro che il Cause dei Pain. Ha! I laugh at your incompetence. Tommy. Sei una pippa relativa. Bello, bellissimo, magnifique. Le magnifique. Saranno anche le mosse finali, ma non riesco a farle. Non ho sti tasti, non mi ricordo. Terrific too. No. Ah, godo. Libidine purissima. Love that kind of punishment. E che se ne sta andando. No. Rhythm coming on. Vai il calcione sexy. Ma no, così. Prendilo. No, magnifique purtroppo. Colpo di coda di Tommy. Porca miseria. No, il ventilatore pandemico. No, fine che vince lui. Siamo là. Hilarious. Porca miseria. Ladies and gentlemen, I can't believe my Vabbè, siamo morti entrambi, raga. Con Celebrity Deathmatch chiudiamo questa serie di giochi discutibili come di anime che volevo portare. Ciao!